Bando rifiuti, licenziamento dei 14 operai, argomenti più che mai attuali al Comune di Agrigento, anche perché nella prossima seduta di Aula Sollano, quasi certamente si riunirà lunedì, saranno trattati il piano finanziario della gestione della spazzatura e la determinazione delle aliquote tari. Un fronte caldo, caldissimo, alla luce anche della notizia che è saltata la sottoscrizione del contratto tra il Comune e l'ATI con cui si affida il servizio di raccolta e smaltimento. Il segretario generale di Palazzo dei Giganti aveva convocato le ditte che si sono aggiudicate la tanto discussa gara d'appalto, ma la firma non è dunque arrivata. Le imprese hanno chiesto tempo per visionare assieme ai legali meglio le carte e i documenti. Sullo sfondo, ma non troppo, gli ormai ex operatori ecologici tagliati perché ritenuti in esubero che restano sul piede di guerra. E proprio sul rispetto dei livelli occupazionali il segretario provinciale della CGIL Funzione Pubblica di Agrigento, Alfonso Buscemi, annuncia la presentazione di un esposto da inviare ai vertici della regione per chiedere interventi. E sulla vicenda torna a prendere posizione il PDR, manca chiarezza e poi tuona il capogruppo Nuccio Palermo, l'amministrazione attiva non ha dato seguito all'atto di indirizzo del Consiglio Comunale, per non parlare della raccolta differenziata che non decolla. E dai rifiuti agli sversamenti fognari. Il consigliere comunale del PD Marco Vullo stringe l'obiettivo sulla frazione di Fontanelle, precisamente su Viale Sicilia, alle prese ormai da tempo, spiega l'esponente del PD, con una grave situazione igienico-sanitaria a causa di una fuoriuscita di liquami. Vullo sollecita Girgenti Acque e Comune di Agrigento ad avviare le iniziative necessarie per risolvere l'emergenza. Ed Aula Sollano oggi torna ad essere sollevato il caso della piscina comunale di Villa Seta, ancora chiusa. Lo fa Uniti per la città. Il capogruppo Giuseppe Picone e i consiglieri Angelo Vaccarella e Pasquale Spataro denunciano: siamo di fronte ad una grave situazione. La gestione del servizio è stata affidata attraverso un bando che non tiene conto delle norme di sicurezza ed è in contrasto con il regolamento. Ecco perché chi si è aggiudicata la gara ha le mani legate. Il sindaco e la giunta trovino allora i fondi per realizzare le opere necessarie o si affidi l'attività ai privati con l'obbligo di rendere la struttura agibile. Ovviamente, concludono i tre consiglieri della lista Uniti per la città, scorporando dal canone che dovranno versare al comune le spese sostenute. E a proposito di impianti sportivi, domani il nuovo sopralluogo della quinta commissione consiliare allo stadio Esseneto. Monitoreremo i lavori e vigileremo affinché, conclude il presidente della commissione Spataro, tutto sarà ultimato nel più breve tempo possibile.